Per me osare significa essere migliore di quelli che si è stati ieri, ossia cercare sempre di migliorarsi. Sì, io sono uno che si gasa parecchio, quindi quando hai dei successi è giusto gioirne e pensare di essere il Ronaldo della situazione. Non mollo mai, non mi do mai per vinto, cerco di essere ottimista, però è chiaramente una caratteristica su cui bisogna lavorare ogni giorno. Ma proverei a dare un lavoro ad ogni persona, quello. Lavoro significa dignità, ecco, per quello. Allora, io fin da bambino barra adolescente ho sempre avuto il pallino di creare una di quelle vecchie balere di una volta in cui i signori anziani ballano un po' fumé, la balera di Ultimo Tango a Parigi, ecco. Dai, 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 andiamo. Questa è la mia, sì, sì. Onestamente non le ho delle figure di riferimento a cui mi ispiro, ma sono più che altro a livello artistico Marcello Mastroianni, Carlo Scarpa, un architetto, e ovviamente il mio scrittore preferito Gabriele D'Annunzio. Allora sì, 2015 abbiamo ricostruito l'azienda di mio padre che era in forte difficoltà, io e mio fratello ci siamo uniti, ci siamo parlati su quello che dovevamo fare per riattivare il tutto, ed è andato molto bene, è una bella cavalcata, stiamo crescendo. Coesione e determinazione. Fare meglio le cose, quello è così semplice, però. Ma noi a livello familiare curiamo trasporti e logistica, a livello personale sto lavorando ad un progetto sulla creazione di guest house per turisti in Italia, quindi avrò 3 cantieri a breve: Pescara, Puglia e Sant'Erasmo, e spero di partire presto. Sulla logistica e il tempismo, questo è un gran valore, tempismo e rispetto dei tempi, questo è l'unico valore, poi il resto la gente non gliene frega niente. Un leader significa trasmettere alle persone in maniera naturale il proprio carisma, il proprio carattere, arrivare alle persone. Essere un leader significa arrivare alle persone. Ma penso 2 buoni amici, una buona bottiglia di vino e una donna una volta alla settimana. Presunzione. Jazz barra, io sono un amante di cantanti italiani anni 70-80, Lucio Dalla per me e Gino Paoli sono. Le rondini di Lucio Dalla. C'era una volta in America. Culo sarebbe scontato dirlo, ci vuole pazienza e coraggio. Presunzione. Coraggio significa esporsi, significa non rimanere nella propria comfort zone, significa esporsi e provare a diventare una persona migliore. Batman. I Cavalieri dello Zodiaco. Pop. Fuoco. E teatro. Bicicletta. Giulia Robert tutta la vita. Punk. Mare, assolutamente.
Campari e Savoiardi.